C'era una volta una coppia di sposi. Ara che ti ha sbagliato intenzione. Ah. Non sai, c'era una volta una coppia di sposi. Ah, no? No, sì. C'era una volta una coppia di sposi. Ah, e adesso? Lui, una sera, tornato a casa, vide la moglie un po' strana, ma fece finta di nulla. E prese la sua PlayStation e si mise a giocare. Anche la sera dopo, tornando a casa, vide che la moglie era un po' strana, ma senza chiederle nulla, prese la sua borsa e andò a giocare a calcetto. La terza sera, senza nemmeno curarsi di che faccia avesse, la moglie si diresse al computer a chattare su Mythic, dove, pur sposato da 8 anni, si professava ancora single. La quarta sera, non potendo più ignorare la moglie, finalmente le chiese: amore, ma c'è qualcosa che non va? Lei dapprima disse niente, poi facendosi coraggio disse: mi sento tanto sola, tu non mi capisci. Poi mi guardo e mi chiedo: la mia vita dov'è? In breve, lei lo buttò fuori di casa, perché la casa naturalmente rimase a lei, insieme ai figli, al cane, al gatto, alla tartaruga. Il marito, non avendo per il momento un'altra sistemazione dove andare, fu costretto a dormire in macchina. Lei in breve tornò a rifiorire. Era tornata sulla piazza e sentiva l'esigenza di vedersi tirata a legno. Così si iscrisse in palestra. Frequentò salsa, tango, yoga. E cominciò ad impazzare su Instagram come Lolita98. Certo, per avere tutto questo tempo per sé bisognava piazzare i figli da qualche parte. Ma a cosa servono i nonni, che fino a quel momento erano stati degli esseri inutili? Così nonna Adele e nonno Mirko, alla veneranda età di 85-87 anni, cominciarono a portare i bambini a scuola, Per poi andarli a riprendere, per portarli a judo, a nuoto, a inglese, ai lupetti, a pianoforte, portare fuori il cane, il gatto dal veterinario. dar da mangiare alla tartaruga. Il nonno morì di infarto dopo neanche un mese. La nonna venne colta da ictus quando scoprì che la figlia aveva un nuovo compagno, Pablo, l'istruttore cubano di salsa e merengue, età 22 anni. Hola chicos, ¿cómo están? Guarda che è inutile che fai così tanto e non ti considererò mai il mio vero papà, che peraltro dice che sei un deficiente. Il marito, intanto, stanco di dormire in macchina, ma dovendo anche pagare il mutuo e gli alimenti, fu costretto a tornare dai propri genitori. Mica che avevo detto da prima volta che avevo vista che qui a Nogera è donna partì. Era troppo. Così si rifugiò alla casa per l'ospitalità per senza tetto, dove condivise il suo dramma con altri 85 ex mariti. In compenso il rapporto con l'ex moglie era tornato sereno. Eccolo perfettamente sintetizzato dai bambini mentre giocano alla casetta. Ma dico, io ho rinunciato questo weekend ad andare in spiaggia con Pablo e adesso tu mi salti fuori che vuoi portare i bambini a Gardaland. Ma dico, ma a me non ci pensi mai? Ma io i bambini posso vederli solo il mercoledì dalle 15 alle 17 e io a quell'ora lavoro. Oh, ancora con questa storia del lavoro. Se tu lavori è un problema tuo. Azzardati a portare dei bambini e ti denuncia! Quando il giudice decise per l'affidamento al 50-50, la gioia dei bambini fu completa. Stando un giorno col papà alla casa dell'ospitalità, E il giorno dopo con la mamma e il compagno del momento, per i bambini in quel turbinio di relazioni, tutti erano diventati papà e mamma. compreso il gelataio, l'avvocato, la suora Il portinaio, la fiorista, Macista e il barbone. e pure il postino, sì. che suonando, si sa, sempre 2 volte. Forse era davvero il loro papà. Ma un giorno entrambi i genitori comunicarono ai figli di aver conosciuto questa volta per davvero i compagni ideali della loro vita. Per papà Ilona, una ungherese di 23 anni conosciuta tramite un annuncio a pagina 27 della Gazzetta dello Sport e che lui presentava a tutti come estetista. Per la mamma Pierpaolo, il chirurgo che le aveva rifatto le tette, con casa a Porto Rotondo e Cortina, divorziato con 3 figli. E così si risposarono e vissero tutti felici e contenti. Poi si separarono. Cagare Oh,
È il codino. Ma che codino è codino? È la Non c'è sigla tempo, finale. ma dai. Ma dove devi andare? Beh, aspetto che il fonico mi porti in ufficio a fare pipì. Ma aspetta un attimo, i saluti almeno. Saluti, Vabbè, saluti, dai, possiamo andare, possiamo andare. vai, ciao.